Sono diverse le firme raccolte a livello nazionale sul referendum della legalizzazione della cannabis, un tema spinoso che farà sicuramente discutere e che andremo ad affrontare con i cittadini della Marca trevigiana. Allora, sicuramente potrà portare un rientro economico molto alto nelle casse dello Stato, potrebbe far risparmiare tantissimi soldi anche allo Stato per quanto riguarda le forze dell'ordine che controllano le zone di spaccio, dato che la cannabis è una delle sostanze stupefacenti che circola più in tutto il mondo in grandi quantità, e in quanto anche non sia una sostanza così tossica come molte persone purtroppo ancora pensano che sia. Si pensa che sia una droga di passaggio che porti all'utilizzo di sostanze stupefacenti più forti come l'eroina, eccetera, cosa che non è assolutamente vera, che è stata anche comunque certificata da degli specialisti, e spero che spero che lo Stato italiano faccia qualcosa, faccia un passo in avanti come stanno facendo in tantissimi altri stati nel mondo, in cui comunque la legalizzazione ha portato molti riscontri positivi sia per la comunità che per le casse dello Stato. Voi siete a favore o contro di un'eventuale legalizzazione? Contro. Sicuramente contro. Come mai? Perché è un aiuto a far aumentare la vendita della cannabis, della droga, praticamente all'inizio della droga. Sì, anche perché i nostri giovani hanno già il cervello un po'... non serve la droga per alimentare ancora di più sto spazio, insomma, praticamente. E secondo voi potrebbe aumentare ancora di più la criminalità? O? Sì. Oddio, se fosse... Opinione personale, però penso di sì. Dal lato medico può anche essere utile, però un ragazzo sicuramente si prende una bella camomilla, forse è meglio. Lei sarebbe a favore di un'eventuale legalizzazione della cannabis? Beh, come madre direi di no, però sicuramente sotto certi aspetti probabilmente sarebbe meglio. Quindi secondo lei potrebbe portare qualche benefit anche ai cittadini, alla comunità? Beh, considerando almeno per quella poca non esperienza ma conoscenza che ho, viene anche utilizzata a fini terapeutici, per cui da questo punto di vista credo possa avere dei risvolti positivi. Sei a favore o contro la legalizzazione? A favore, decisamente. Come mai? Secondo me è anche un modo per poterla controllare meglio, oltre al fatto che legalizzandola avrebbe delle tassazioni e quindi darebbe un introito allo Stato. Io sono contro. E come mai? Perché è inutile risolvere i problemi che nelle pastiglie adatte, che ne tante cose che si può risolvere. Al limite si fa una bella torciadina, così basta, però non voglio sapere né di droga né di cannabis né niente, si può risolvere lo stesso senza ste robette, insomma, ecco che io sarò anche alla moda vecchia, però voglio mantenermi sano avendo anche una certa età di 80 anni, però visto che non ho mai usato queste porcherie, diciamo, mi sto salvando perché ho due belle culture, il saper mangiare e il saper bere, anche qualche ombrettina in più, però senza esagerare, ecco, tutto là. E secondo lei? Anch'io sono contrario, perché da come ho capito, no? Adesso i giovani cominciano con la cannabis perché dicono che anche fa bene qualche disturbo, però cominciano con quella e poi vanno avanti, prendono droghe più pesanti, no? Diventa un vizietto dopo, capisci? Una scusa buona siccome secondo il mio punto di vista adesso mi dà impressione che gli italiani, i giovani specialmente, siano metà tutti drogati, perché si sente per televisione e ogni tanto le beccano questi giovani e si drogano, non hanno mica altro. Invece ai nostri tempi, quando io ero giovane, quando avevo dei problemi, facevo una bella bevuta di vino, facevo una bella dormita e il giorno dopo stavo bene. Invece adesso sono condizionati, perché la droga è come il fumo, no? Quando uno inizia non riesce più a smettere, perciò io sono contro le droghe, perché dicono perché fa bene così con la cannabis, ma il fatto che dopo approfittano, ogni scusa è buona per prenderla e dopo stanno male, invece è meglio evitare.
Allora, secondo me è sbagliato pensare e classificare tutte le persone che utilizzano gli stupefacenti nello stesso modo. Che tu tiri una riga di cocaina lunga 2 spanne o che tu ti fumi uno spinello, vieni classificato dalla società e trattato nella stessa maniera. Quando invece dovremmo pensare di più al potenziale che ha questo mercato in Italia, stimato dallo Stato stesso, mi sembra 6 miliardi di euro all'anno soltanto per lo scopo uso ricreativo. Quanti sono 6 miliardi? 6 miliardi è 3 volte l'utile della Fiat, gruppo FCA, cioè una roba pazzesca. Dovremmo iniziare a legalizzare o comunque tollerare in un'ottica di eliminazione degli stereotipi, in modo tale che formando le persone, i giovani, tutta la società prendano la consapevolezza tale per cui sia un guadagno sia culturale per lo Stato e sia per il gettito dell'entrata delle casse dello Stato. Io considererei anche il fatto che comunque chi utilizza questo tipo la cannabis ne faccia comunque utilizzo, comunque la trovi e spesso non sa cosa trova perché manca un controllo nella filiera, non è controllata la filiera di produzione. Inoltre teniamo in considerazione anche che lo Stato comunque in Italia ti permette di utilizzare la cannabis a uso medico e per ora l'importazione e la produzione sono un costo e non un ricavo per lo Stato e quindi è questo il motivo per il quale io legalizzerei la cannabis.